vorrei fare. Se si realizzava la centrale, sapete quali erano gli accordi? Che la Rizicon Energia, che si chiamava dopo, è una società svizzera quella lì. Gli accordi erano che nel territorio dove sorgeva la centrale i cittadini dovevano fruire del 50% della riduzione sull'energia elettrica, perché chi dà quindi corrente in tutto il mondo, è una centrale importante. Che cosa fanno qua? Alcuni amministratori, che cosa hanno trasformato? Il beneficio che dovevano avere i cittadini, ancora là a casa, vi faccio vedere. L'hanno trasformato. Sapete cosa paga? Rizicon Energia non può ci sotto comuni, che è diversa per occupazione territoriale. Dà soldi alla scuola per innovazione. Racconta. Vai, tanto può pubblicare. Che succede lì? Trasformano invece che la Rizicon Energia paga gli oneri dell'illuminazione pubblica, dà contributo a chi sta qui, e poi a Stato quando cantano i cantanti e cose, gli ridà al comune, poi il comune distribuisce. E non abbiamo proferito parola, abbiamo subito, paghiamo la corrente, i polveri che decadono, e quelli sono l'ingiustizia, perché non c'è niente, gli inglesi morirsi, però gli inglesi sono previgenti, avranno le loro precauzioni sicuramente, invece fanno che buono, nazionale che non si chiama. Era fatto diversa. Come si chiama il sito del dottor Lopresti? Riziconemia, number one dell'internet, numero uno. Riziconemia, non teme la concorrenza. Ed è visionato giornalmente. Perché c'è già, c'è da signora pure. L'impossessato è Riziconemia. 10.000 persone di media settimanale visitano il sito Riziconemia. È un'altra che presento le pro dei gatti. Lascia stare un fatto di gatti. L'altro giorno una notizia ridicola. Ecco, c'è un altro personaggio se vuoi filmare lo prendi. Non sono solo quelli che so com'è. Senta, tia, non ti dici cavoli pro dei cani e dei gatti come la situazione? Come ho fatto? Presentano un libro di cani e dei gatti. E ma non mi mettere i soldi. Non ti dice niente. Che non ci dobbiamo mangiare i cani e i gatti.